Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano. Per chi non mi conoscesse, cantante folk sarda, e Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube digitando i nostri nomi, Veronica Pisano. Il mio canale principale è questo, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e Musica con Veronica Pisano, anche quello è uno dei miei canali principali. Qui è dove metto tutte le mie attività, a partire dalle interviste, poi la musica, le letture, i balli, qualsiasi cosa. E Musica con Veronica Pisano è incentrato solo sulla musica danza del ventre, oppure musica sarda, musica italiana. E al canale YouTube di Maurizio Gastaldi, c'è scritto Maurizio Gastaldi, iscrivetevi, lui ne ha solo uno, quindi iscrivetevi, facciamolo crescere. E adesso vi presento una bellissima canzone scritta da Maurizio Gastaldi, appunto, Cenabara Santu, anche se si dovrebbe dire Cenabara Santa. Per la canzone abbiamo deciso di cambiare questa parola, Cenabara Santu, la cena santa in italiano. No, venerdì santo. Venerdì santo in italiano, mi ha confuso Cenabara, La somiglianza. E Cenabara Santu, e santi e uno spantu, e su coro e cantoris intonenti su signori, e su coro e cantoris intonenti su signori. Y ventanas pintarás flori de ogni colori, en tu lantas banderas movias de su vento y mari, en tu lantas banderas movias de su vento y mari. Arribarás un quarto esa cruz e su santo, e sposi alzando al cielo sul lamento, e sposos estenoris, e smannos espipius, e feminas in nieto, e senza vedu. Inventiamo un po' di parole se non ci ricordiamo, che è scritta un po' così. Frago de visce crustium, non si pa paravezza, tutto gente de razza, fra gli sto sorrito tus amigos, tutta gente de razza, fra gli sorristo tus amigos, tutta gente de razza, fra gli sorris tus amigos. Bravissimo Maurizio Gastaldi, che ha scritto questa bellissima canzone. Vi ricordo che queste sono delle prove. Era da tantissimo che non la facevamo questa, un anno praticamente. E me la voglio rifare la prossima volta che verrà Maurizio questa, perché è molto bella da fare. E poi volevo dirvi che la prossima settimana, scusate, un po' di sonno,
La prossima settimana andrà in onda di nuovo la trasmissione di Maria Carta su Radio Bonaria, trasmessa da noi, perché ha riscosso un grande successo. E basta, ok, chiudiamo qua e poi eventualmente facciamo un'altra live, perché non ho voglia poi di tagliare i video. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!